Bentornati a tutti, sono Olga e oggi faremo alcuni esercizi con Fitball. Attrezzo adatto a tutti. Unica cosa è che dobbiamo avere suolo non scivoloso e tanto spazio libero. Cominciamo. Retroversione di bacino e ritorno. Non blocchiamo respirazione, non dimentichiamo. Andiamo lateralmente a destra e a sinistra, sempre tenendo busto bello fermo. Pieno giro di bacino, senza muovere le spalle. Cambio direzione e ci fermiamo. Adesso parte bassa sarà bella ferma, invece busto, giro, fuori aria, riempio polmone al centro e cambio. Potete ripetere questi esercizi anche come allenamento di sé, anche inserendo con altri esercizi preferiti da voi. E qua scendiamo adesso dalla palla e andiamo a salire sopra. Belle allungate i quadricipiti, spostando spalle indietro, vado a volgermi sulla palla. Gambe tese, braccia tese. Stacco gamba, stacco braccio e appoggio. Cambio e appoggio. Anche qua possiamo ripetere 10-15 volte e mi fermo. Proseguendo leggermente più in avanti, gambe belle tese, fletto le braccia e vado giù. Così alleniamo anche le braccia, addominali bene contratti. Ripetizione 10-15 volte. E ritorno indietro, morbida, scivolo sul ginocchio, arrotondando la schiena, posso proseguire avanti e indietro, allungando la schiena, rilassandola. Per questo esercizio dobbiamo ritornare indietro e fare uno passo indietro. Salgo di nuovo sopra la palla, proseguo in avanti, vado fino al ginocchio. Bloccate bene addominali, spalle. Non lascio cadere la testa allineata con la spina dorsale, avvicino il ginocchio e allungo. Non blocco respirazione. 10 ripetizioni. E morbidissimi ritorniamo indietro. Adesso faremo un po' di addominali che con Fitball è molto utile perché non sforziamo in nessun modo la schiena. Portiamo le braccia dietro la nuca e andiamo a fare addominali. 10-15 volte. Se abbiamo bisogno rilassiamo, ritorniamo indietro e spostiamoci in avanti. Liberare glutei. Adesso schiena appoggiata sulla palla e invece spingo bacino in avanti e vado giù. Così lavoriamo con coscia dietro e glutei. Fuori aria, contratti bene addominali anche in questa posizione. E anche qua possiamo ritornare indietro e rilassare per un attimo. Per oggi abbiamo finito, grazie mille a tutti, ci vediamo prossima settimana.